Bella a tutti raga, qua è Pro Player e oggi noi andremo a fare delle strutture che possono essere utili per la casa. Ebbene sì, è notte, vabbè. Io inizio dalla più semplice, che è questa qua. Non è tanto difficile, l'ho presa da un video su TikTok. Così, tutta la ghiaia, questo e questo. Ottimo. E facciamo una parete, ovviamente adesso non ho materiali, quindi uso questo, così, che questa qua sarà la parete del vostro salotto, così, e che cavolo, così, ottimo. Poi rompiamo questo blocco, mettiamo la sabbia qua, bottolozza qua e bottolozza qua, perfetto, così, ops, facciamo così e così. Poi dopodiché facciamo così e io così e così, se ci riesco. Non me lo voglio lasciare mettere, ecco qua, perfetto. Poi dopodiché aspettate, ho messo il giallo, così, aspetta, il pistone ci serve, mettiamo un pistone qua, tipo così, però qua, ottimo, messo bene. Poi prendiamo la botola, no, la pietra rossa, mi sono dimenticato, pietra rossa, così, ottimo, non è esploso niente, quindi ci siamo, così, poi dall'altra parte mettiamo così e così, e questa dovrebbe risultare tipo una TV bella senza mod. E ora andiamo subito con l'altra costruzione. La nostra prossima costruzione sarà questa qua, da indovinerete voi. Prima di tutto, allora, innanzitutto dobbiamo fare una parete, sempre con le pareti, piccola parete qua, tac, scrivete nei commenti qual è la vostra preferita. Ok, così e così. Facciamo una bella vasca grande perché noi siamo ricchi. Ecco, ottimo. Che cavolo, ve l'ho detto che è una vasca. Mamma mia, vabbè, ormai così. Perfetto, proprio faremo una piccola costruzione bonus, magari, se c'è un po' di tempo. Comunque, dopodiché, così. Ok, prendiamo la giubba di cuoio, la mettiamo in rosso, qua mettiamo dei piccoli armor stand e gli mettiamo la giubba, questo qua. Poi dopo tingiamo la di blu qua e mettiamo la giubba di blu all'altro. Ottimo. Una volta arrivati a questo punto dovete rompere qua. Indosso la giubba quando hai, ecco
qua, così, 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 e così e così. Non è esploso niente, ok. Dopodiché mettiamo, possiamo prendere o questo oppure gli scalini, però a me mi va meglio il lastra. Ok, così prendiamo il blocco, diciamo questa cosetta qua, se mi esce, ok, ottimo, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché facciamo così fino a qua ci siamo. Vi ricordo che se vi siete presi qualche pezzo, che potete sempre mettere pausa e riprenderlo. Così, 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 così e così, ottimo. E ci siamo. Dopodiché dobbiamo fare una cosa non tanto bella. Dobbiamo prendere questo. Io vi consiglio di mettere dei blocchi qua davanti, poi dopo vedete voi, però penso che non faccia se non ce li mettete i blocchi, 1 e 2, ottimo, tac e tac, perfetto. Poi facciamo così e così, ottimo, sta facendo. E proprio qua rivestite tutto di questo colore, togliete questi 2 blocchi, ottimo, grande, finalmente mi esce, così e così, e questa è una vasca, tac 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 e tac, ottimo, voilà. Ora passiamo alla costruzione bonus. Ci svoltiamo l'inventario slash clear. Ottimo. Alla nostra prossima costruzione ci servirà questo, il muro di arenaria. Poi ci serviranno degli scalini, sempre di arenaria. Dopodiché prendiamo il stella qua. Poi nella sabbia, e poi se è sabbia normale o anche arenaria, ma secondo me ci sta meglio l'arenaria perché così almeno si capisce un po' di più, secondo me. Ma comunque adesso prendo questa sabbia qua e poi nient'altro, perfetto. Beh, la sabbia non ci serve però se siete nel deserto o nelle rive di un fiume. Basta semplicemente fare così. Ecco qua. Così. Ottimo. Perfetto. Poi fate così, così e così, così. Poi così. No, aspetta, dobbiamo... Ecco, ottimo. Così, perfetto. Ottimo. Facciamo così, 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 così e così. E signori miei, avremo ottenuto un bellissimo castello di sabbia. Queste erano le 3 costruzioni di oggi. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuta di più. Mettete like, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video.